lungo la 31 a Vicenza, 53enne operaio padovano al lavoro in un cantiere, travolto e ucciso da un 36enne che si era messo alla guida con un tasso alcolemico fuori legge. L'automobilista è stato arrestato. Strage della Postumia a San Pietro in Gui, identificati 3 dei 6 uomini a bordo dell'auto schiantatasi contro il tir con 4 vittime. Alla guida della vettura un 22enne marocchino. Il sindaco ha chiesto al prefetto un tavolo sulla sicurezza. Shock nel pomeriggio a Venezia, un pensionato si toglie la vita con un colpo di pistola davanti ai turisti in Cale Larga. 22 marzo, ignoti motivi del gesto. Molesta giovanissime studentesse anche minorenni all'interno di un bus, cittadino pakistano arrestato dalla polizia. Dopo l'apertura della stagione balneare una settimana fa, oggi il primo vero mini esodo verso le spiagge, operatori fiduciosi, turisti felici del ritorno alla normalità. Dopo 2 anni con un programma ridotto causa Covid, domenica 29 maggio la grande festa veneziana della Sensa torna alle origini, ripristinando le antiche tradizioni. Ci sarà un gemellaggio con Odessa. Domani a Lubiana l'attesissima finale di Champions League di volley femminile tra l'Imoco Conegliano e il Vakif Istanbul, ultima gara in giallo-blu per Paola Egono. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. L'avete sentito dai titoli, un'ennesima tragedia della strada, drammatico incidente nella notte nel Vicentino. Un'auto condotta da un ubriaco investe ed uccide un operaio al lavoro in un cantiere stradale. Tragedia sul lavoro la notte scorsa nei pressi dello svincolo autostradale di Vicenza Nord della A31 a Bolzano Vicentino. Un operaio di 53 anni impegnato con i colleghi nei lavori stradali lungo la regionale 53 è stato investito ed ucciso da un'auto condotta da un ubriaco che ha invaso il cantiere. Per Walter Giurato, padovano di Legnaro, residente a Piove di Sacco, non c'è stato scampo. L'uomo, centrato in pieno dalla vettura, è stato sbalzato ad una trentina di metri dal punto d'impatto ed è deceduto sul colpo per arresto cardiocircolatorio e trauma cranico. Inutili tentativi per rianimare l'uomo da parte dei sanitari del SUEM allertati dai colleghi di lavoro. Sul posto anche i carabinieri di Tiene, che hanno sottoposto il conducente della vettura, una Ford Fiesta, ai primi accertamenti tossicologici. Alla guida dell'auto un uomo di 36 anni che all'alcol test è risultato positivo con un tasso alcolemico di oltre 1,50, 3 volte superiore a quello ammesso per legge. Immediato è scattato l'arresto per il reato di omicidio stradale. Il PM di Vicenza ha concesso gli arresti domiciliari. Telefono cellulare e autovettura sono stati sequestrati. Ad integrare le indagini il personale dello Spisal di Vicenza e i carabinieri del NOR per verificare i requisiti di sicurezza del cantiere. E tragico schianto poco dopo le 16 in via Bibana Carbonera, siamo in provincia di Treviso, una moto è finita contro un trattore, l'impatto è stato violentissimo e non ha lasciato scampo ad un 42enne di Casier che è morto sul colpo. Ancora in corso di accertamento da parte della polizia locale le cause della tragedia. Sul posto sono intervenuti i sanitari del SUEM di Treviso che non hanno potuto far altro che constatare il decesso del motociclista. E torniamo ora alla strage di ieri pomeriggio sulla Postumia a San Pietro in Gui, identificati 3 dei 6 uomini a bordo dell'auto coinvolta nello schianto mortale. Si tratta di 3 marocchini. Aveva 22 anni appena il ragazzo marocchino che era alla guida della Fiat Multipla che venerdì pomeriggio a San Pietro in Gui si è schiantata contro un camion. Il 22enne, identificato grazie ad una patente di guida rilasciata dal suo paese d'origine, è una delle vittime insieme ad altre 3 persone. I 2 sopravvissuti sono anche loro marocchini e hanno 40 e 32 anni. Al momento sono ricoverati in gravi condizioni all'ospedale di Cittadella. Ancora senza un nome invece le altre vittime che si spera possano essere identificate dalle impronte digitali, ora al vaglio delle questure di Padova e Vicenza. Come mai, a parte il conducente del mezzo, nessuno dei 5 aveva i documenti e da dove stavano rientrando? Lavoravano tutti assieme? Sono solo alcune delle tante domande a cui gli inquirenti stanno cercando di dare una risposta. La strage lungo la Postumia ha sconvolto un intero paese. La scena che si è presentata davanti agli occhi dei soccorritori era agghiacciante, la descrive così una testimone oculare dello schianto. Ho sentito l'aereo di soccorso arrivare e sono uscita per controllare che cosa era successo e ho visto la macchina che si è schiantata contro il camion. C'era un uomo giù per la scarpata e un altro al bordo fra la scarpata e la strada.
La polizia stradale sta ricostruendo la dinamica dello schianto mortale. Sembra che l'auto su cui viaggiavano i 6 nordafricani non si sia accorta delle auto in coda in attesa del camion che stava per svoltare all'interno del mangimificio Veronesi. Per evitare il tamponamento, l'autista alla guida ha sterzato verso la corsia opposta di marcia ed è finito contro un altro camion che stava transitando in quel momento in direzione Carmignano di Brenta. L'autista del mezzo pesante non è riuscito ad evitare l'impatto. Non è la prima volta che la statale 53 Postumi è bagnata dal sangue. Proprio questo tratto qualche anno fa era già stato il luogo di un'altra scena mortale dove hanno perso la vita altre 2 persone e quindi questo fa riflettere. Stiamo appunto valutando anche con la prefettura quali tipi di azioni intraprendere per incentivare la sicurezza stradale, perché è fondamentale, insomma, il transito è importante. Ieri dopo essere stato allertato dalle forze dell'ordine mi sono recato sul luogo e la scena era drammatica. L'autista è molto giovane, ha appena 22 anni e anche lì l'importanza di saper guidare bene, l'importanza di non correre, di rispettare le norme della strada, soprattutto nei giovani. La vita è un bene prezioso. La Fiat Multipla è intestata ad una cooperativa di Colonia Veneta. Non è chiaro se i 6 uomini a bordo fossero dei dipendenti. Ed ancora cronaca, shock nel pomeriggio a Venezia, un uomo di mezza età si è tolto la vita davanti ai passanti sparandosi in Calle Larga. 22 marzo, ancora sconosciuti i motivi del gesto. Un normale sabato pomeriggio di inizio estate si è trasformato in tragedia. Verso le 16 a Venezia, in Calle Larga, 22 marzo, un uomo veneziano si è sparato un colpo di pistola alla testa. Davanti ai passanti, molti dei quali sono rimasti scioccati dalla scena. Sentendo il forte rumore e alcune grida, i negozianti e i residenti della zona, a 2 passi da Piazza San Marco, sono corsi fuori trovandosi davanti la macabra scena. L'uomo, dalle prime informazioni, un pensionato residente poco distante, era a terra privo di vita su un fianco, in una pozza di sangue con ancora la pistola in mano, le ciabatte accanto al corpo. Sul posto sono giunti in breve tempo i sanitari del SUEM che però non hanno potuto fare nulla. Gli agenti della polizia locale e i carabinieri che hanno provveduto ad allontanare i passanti delimitando la zona e raccogliendo le testimonianze di chi si trovava lì in quel momento. Economia, il caso Electrolux che stoppa la produzione per alcuni giorni potrebbe essere solo il primo di una lunga serie, convinzione diffusa degli imprenditori, dagli industriali agli artigiani, e dopo l'incontro tra le categorie economiche e la Presidente del Senato Casellati giovedì a Treviso polemizza la CGIL e i sindacati non sono stati nemmeno invitati. Fa notizia Electrolux perché è una grossa azienda, però vi assicuro che molte aziende che non sono conosciute al pubblico stanno soffrendo moltissimo. Gli imprenditori non hanno dubbi, dagli industriali agli artigiani. Il mondo produttivo della marca ritiene che il caso Electrolux non sia che il primo e il più eclatante di una lunga serie. Il gigante del freddo ha annunciato lo stop produttivo per alcuni giorni negli stabilimenti di Susegana e Porcia. Carenza di materie prime e calo delle vendite che, sommate al caro energia, rischiano, secondo gli imprenditori, di causare la tempesta perfetta. Se il conflitto in Ucraina non si risolverà entro 3 mesi, un'azienda su 4 rischia di dover stoppare la produzione, ha detto 2 giorni fa il presidente di Assindustria Veneto Centro davanti alla Presidente del Senato Casellati. Una situazione che preoccupa anche i sindacati, che accolgono l'appello a lavorare insieme, ma si rammaricano di non essere nemmeno stati invitati all'incontro a Palazzo dei 300. Devo fare un po' di polemica perché, ad esempio, a quell'incontro con lo Stato ai massimi livelli il sindacato non è stato neanche invitato, per cui avevamo magari la possibilità di dire anche la nostra. Dopodiché, ripeto, noi rispetto anche al dialogo col governo, anche a livello nazionale, abbiamo chiesto e ottenuto che ci fosse una tassazione ulteriore alle aziende che hanno appunto fatto profitto, tipo le aziende che
stanno trattando l'energia. E la CGIL lancia un appello al mondo delle imprese e delle istituzioni. Se ci mettiamo assieme, proviamo a fare forza comune, magari riusciamo a sfondare anche il muro dell'indifferenza o delle priorità, perché non credo dopo alla fine che chi governa sia indifferente, ma magari mette davanti altre priorità. Rispetto a questo sarebbe opportuno che ci si parlasse e non che si leggesse il giorno dopo sul giornale che cosa è successo e cosa si sono detti agli incontri. E sullo stato dell'economia del Veneto il punto del presidente Assindustria Veneto Centro Leopoldo Destro. I segnali già di qualche difficoltà legata soprattutto alla parte delle commodities, quindi alle materie prime, all'energia del gas, c'erano anche pre-guerra. Chiaramente il conflitto in Ucraina questo le ha solo aggravate e quindi chiaramente le dinamiche sono difficili. I dati però rimangono positivi, le aziende hanno ancora dei buoni portafogli ordini e questo quindi dà sicuramente grande fiducia. Chiaramente il contesto è un contesto difficile, complicato per tutte appunto le tematiche legate alle commodities, però su questo noi dobbiamo lavorarci e quindi cercare con il governo italiano e l'Europa di trovare chiaramente le sinergie utili per fare in modo di attenuare queste difficoltà. Da 2 settimane Assindustria Veneto Centro e Confindustria Venezia Area Metropolitana di Venezia e Rovigo sono al lavoro sul progetto di fusione. Il cammino è in itinere, nel senso che abbiamo appena iniziato la condivisione con tutti gli associati per capire appunto quanto è apprezzata questa aggregazione, che deve avere una valenza fondamentale, cioè quella di crescere come massa critica per permetterci di avere una progettualità anche più ampia e più forte e quindi per dare ancora più spessore e più forza alle nostre aziende. Bisogna porre fine alla stagione dei bonus erogati a pioggia, a dirlo è la CGA di Mestre. Bonus erogati a pioggia, a volte finiti nelle tasche di chi non ne aveva bisogno. Così la CGA di Mestre mette sul tavolo la questione dibattuta, quella della razionalizzazione della spesa. Abbiamo assolutamente bisogno di risorse pubbliche per calmierare il prezzo delle bollette di luce e gas, per raffreddare l'inflazione e per frenare il rincaro delle materie prime. I soldi possiamo recuperarli solo tagliando la spesa pubblica, ponendo fine alla stagione dei bonus e dei sussidi che spesso sono stati erogati a pioggia, finendo nelle tasche anche di chi non ne aveva alcun bisogno. La CGA di Mestre ripercorre la vicenda bonus. Una quarantina sono ancora vigenti e in questo ultimo triennio costeranno allo Stato 112,7 miliardi di euro. Si tratta di sussidi introdotti per fronteggiare gli effetti economici negativi provocati dalla pandemia e dalla guerra in Ucraina ad alcuni comparti produttivi. Sicuramente sono serviti ad aiutare e sostenere le imprese, ma non sempre e soprattutto hanno contribuito ad aumentare in misura significativa il debito pubblico che rispetto all'avvento del Covid è salito di oltre 21 punti percentuali di PIL. Fra i più costosi alle casse dello Stato l'ex bonus Renzi e il bonus edilizia. Ed ancora cronaca, molestava studentesse in autobus a Vicenza, arrestato un pakistano con precedenti, disposto nei suoi confronti anche un ordine di espulsione. Avrebbe molestato su un bus 8 studentesse, di cui 4 minorenni, che stavano tornando a casa dopo la giornata di scuola. In arresto è finito un cittadino pakistano di 49 anni, disoccupato e regolare in provincia, accusato di violenza sessuale aggravata. L'episodio è accaduto nel primo pomeriggio di ieri a bordo di un autobus del servizio pubblico di Vicenza. Secondo le ricostruzioni, l'autista, richiamato dai passeggeri e dalle urla di alcune persone, ha fermato la corsa all'altezza di Viale Aldo Moro, cercando di capire cosa stesse succedendo. Ha raccolto le testimonianze delle ragazzine, alcune in lacrime e visibilmente scioccate, che hanno raccontato subito delle pesanti molestie ricevute dall'uomo. Il conducente ha così chiamato la polizia, che è arrivata sul posto con diverse pattuglie, ha sentito le 8 giovani, procedendo all'arresto dell'uomo. Secondo il racconto delle ragazzine,
macchine, una volta a bordo, si sarebbero imbattute nell'individuo che prima le avrebbe fissate insistentemente per poi ostruire la discesa dal mezzo mentre cercavano di allontanarsi. L'uomo, con a carico precedenti penali per reati contro il patrimonio, è stato portato in questura e arrestato con l'accusa di violenza sessuale. Su disposizione del questore della provincia di Vicenza, Paolo Sartori, l'ufficio immigrazione ha avviato le procedure finalizzate all'espulsione dal territorio nazionale una volta terminato l'iter di giustizia. Sole e caldo, code nella giornata di oggi verso le località del litorale veneziano, primo assaggio della stagione estiva, entusiasmo tra i turisti, è bello sentirsi di nuovo liberi, dicono in molti. Prima estate senza restrizioni, senza dover indossare la mascherina. Qui spiaggia tutto sembra tornato alla normalità, proprio come nei tempi pre-Covid, tra chi gioca a palla e gruppi di amici che sono tornati ad abbracciarsi. Finalmente, noi giochiamo a calcio, siamo una squadra e dopo 2 anni torniamo a fare la classica festa del calcio di fine anno e si ritorna al mare a divertirsi in compagnia. Adesso andiamo a mangiare insieme e finalmente possiamo andare in qualsiasi chiosco, spiaggia senza nessun problema di mascherine. È un ritorno al passato, una bellissima sensazione, finalmente. Sicuramente c'era voglia di stare tranquilli all'aria aperta, ritrovare un po' quelle che erano le nostre abitudini. È una bella sensazione, stiamo bene, siamo contenti, speriamo continui. Sono stati mesi duri, anni difficili, però dai, ci siamo e con fiducia guardiamo in avanti. Sì, strani sì. Anche la mascherina a volte dici la metto, non la metto, però poi vediamo gli altri che non ce l'hanno, allora ci adattiamo. Però è bello, tornare a vivere è bello. Libertà, si respira finalmente, si possono vedere i sorrisi della gente e niente, si sta meglio così, sta bene. Si sta meglio in generale per tutti, anche il fatto di entrare nel negozio senza mascherina, stare più tranquilli, insomma. Tutto sommato, speriamo che continui così e che non si torni indietro. Il gemellaggio adriatico quest'anno darà un forte messaggio di pace tra Venezia e l'Ucraina. Dopo 2 anni di programma ridotto a causa del Covid, domenica 29 maggio torna la festa della Sensa, tornando alle origini con tutte le antiche tradizioni. I sindaci del Veneto consegneranno a Venezia l'anello dogale, segno del gemellaggio adriatico. Torna a Venezia domenica 29 maggio la festa della Sensa, che dall'anno 1000 rinnova lo sposalizio di Venezia con il mare. Quest'anno sarà un'edizione che finalmente celebrerà anche il ritorno alla normalità dopo la pandemia. Saranno ripristinate infatti un po' tutte le tradizioni che arricchivano la festa prima del Covid. Le regate, il grande corteo acqueo con la presenza di tutte le lemiere, il mercatino a San Nicolò. Ci sarà poi la presenza dei sindaci del Veneto che consegneranno di nuovo a Venezia l'anello dogale custodito nel 2021. Si torna alla normalità. Domenica 29 maggio, festa della Sensa. Lo sposalizio di Venezia con il mare. Si parte già dalla mattina presto con la prima partenza della regata dedicata ai giovani alle 8:45. Segue il gemellaggio davanti ai giardini reali. E alle 9:45 la seconda partenza, quella della regata dedicata alle donne. A San Nicolò, davanti al Lido, seguirà il momento clou con il rito dello sposalizio di Venezia con il mare, con il lancio dell'anello in acqua da parte del sindaco e la Santa Messa presieduta dal Patriarca nella chiesa di San Nicolò. Appuntamento a tutti, a tutte le remiere, a tutti i veneziani, anche non veneziani, purché a bordo delle nostre mitiche imbarcazioni rigorosamente a remi, per aggregarsi nel grande corteo che accompagnerà la Serenissima per il grande evento, cioè quello del patto che ormai da secoli abbiamo stipulato con le nostre acque. Un tempo erano loro a proteggerci, ora dobbiamo impegnarci di essere noi a proteggere loro. E siamo ora
allo sport. Domani a Lubiana l'attesissima finale di Champions League di volley femminile tra Limoco Conegliano ed il Vafik Istanbul. Ultima gara in giallo-blu per Paola Egonu. Le Pantere a caccia del trionfo per chiudere un ciclo leggendario. Sappiamo che questo è la giusta chiusura di un cerchio che volevamo. Se mi avessero chiesto cosa avrei voluto come finale per questo gruppo che ha scritto pagine importanti per questo sport, avrei scelto una finale di Champions League contro il Vakif. Ultima partita della stagione, possiamo dire anche tipo last dance di questo bellissimo gruppo che abbiamo creato in questi anni. L'hanno ormai tutti ribattezzata The Last Dance, parafrasando l'ultima stagione di una squadra leggendaria del basket NBA come i Chicago Bulls di Michael Jordan. Ma qui siamo in Europa e il campo è quello del volley. C'è area di ciclo che si conclude nella super sfida tra le due squadre più forti del continente. Limoco piglia tutto e la sua bestia nera, il Vakif Istanbul, l'unica in grado di battere le Pantere in un mondiale per club che mette ancora rabbia alle ragazze di coach Santarelli. Sfida incrociata che più incrociata non si può, dato che Paola Egonu, dopo la finalissima di Lubiana, indosserà proprio i colori delle turche, mentre la rivale superstella Isabel Haak passerà proprio da Istanbul a Conegliano. Una sfida da vincere soprattutto per i 1500 tifosi giallo-blu che saranno presenti sugli spalti sold out da 12.000 posti. Siamo strafelici di aver così tanto seguito, tutti quanti sono sicuro saranno vestiti di giallo e di blu per sostenerci, sarà veramente bellissimo. Sono sicuro che potranno darci quell'ulteriore spinta per provare a battere una squadra importante col Vakif. Sono felicissimo di avere loro al nostro fianco e speriamo di festeggiare qualcosa di bello insieme alla fine. Capitan Volost è pronto a orchestrare Plummer, Silla, Foli e De Cruyff, ma è chiaro che tutti gli occhi saranno addosso a lei, la magica Paola Egonu, chiamata a chiudere il cerchio dei suoi 3 anni d'oro a Conegliano. Una Egonu emozionata alla vigilia della partenza, ma pronta a trasformarsi nella macchina da punti e issare Conegliano di nuovo sul tetto d'Europa. Sarà una partita interessante, sarà una partita bella, una partita emozionante e niente, ringrazio tutti, società, tifosi, ragazzi, staff e non vedo l'ora, ci vediamo il 22 a Lubiana. Ed era questo l'ultimo servizio. Io vi ringrazio per essere stati con noi, ci salutiamo come sempre con le previsioni del tempo per la giornata di domani, domenica. Grazie per l'attenzione a tutti, un arrivederci. Il meteo. Cooperativa Agricola Volpago offre carne fresca di prima qualità. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago. Benvenuti al meteo. Prosegue senza sosta sul nostro paese il dominio dell'anticiclone africano che spinge una massa d'aria sempre più rovente. Vediamo il dettaglio di domenica 22 maggio. Sul Veneto avremo un ampio soleggiamento. Nel corso del pomeriggio tendenza ad aumento della nuvolosità sulle zone montane e pedemontane con qualche temporale. In serata più nubi con cielo a tratti coperto anche sul resto della regione. Temperature minime tra 14 e 20 gradi, massime invece tra i 27 e i 33 gradi con caldo intenso. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso tanto sole e a seguire sulla zona montana il cielo sarà variabile con qualche locale temporale. Temperature minime tra 16 e 20 gradi, massime sui 28-31 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige dove avremo poche novità. Inizialmente sarà soleggiato, col passare delle ore più nubi e occasionali acquazzoni sparsi. Temperature minime intorno ai 16-18 gradi, massime sui 32 all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro come sempre un buon proseguimento con Antenna 3.
Cooperativa Agricola Volpago offre carne fresca di prima qualità. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.